Sardegna e Friuli Venezia Giulia vanno a caccia della semifinale. Amici di Diretta Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta, oggi in diretta dalla comunale L'Annunziata di Castiadas per la terza e ultima giornata della fase a gironi del secondo trofeo Benedetto Piras. È iniziato Friuli Venezia Giulia Sardegna. Qui il numero di Troisi che si accentra, vuole il destro, palla sul fondo. Avanza il Friuli per vie centrali, Omizzolo, ancora Omizzolo in area di rigore, il sinistro sul fondo. Va tutto corto questo calcio d'angolo, palla buona per il tiro di doppio, ad un passo dall'1-0 la Sardegna. Poi palla che arriva dalle parti di Troisi, può provare a puntare il numero 16, palla dentro per l'inserimento di Maramarco che fa un gol bellissimo! La Sardegna è in vantaggio sul finale di primo tempo, controllo e tiro col sinistro, un capolavoro di Andrea Maramarco che porta avanti la Sardegna. Tanto movimento in area di rigore, parte il cross che diventa quasi un tiro in porta. Oscar Cotto controlla in due tempi. Polla va a scappare via il numero 16, mettendo il cross a vuoto Carrillo, palla che è ancora buona per Ciubottaro che si allarga dall'altra parte, la rimette in mezzo, chiusura nella difesa sarda ma insiste il Friuli, destro alto questo di Fiorino, ha recuperata la Sardegna che adesso può avanzare con la freschezza di Scano sulla sinistra, Tusaccio l'altra novità dell'11 della Sardegna, ottima palla per Scano che è molto largo, la può mettere in mezzo per Concu che si divora il gol del 2-0, chance clamorosa per raddoppiare. Polla, largo sulla sinistra, prende il fondo, può metterla dentro col mancino, Carrillo! Pareggia il Friuli Venezia Giulia al 20° della ripresa su una grande azione di Polla, palla a rimorchio per l'inserimento di Carrillo che si prende gli abbracci e 1-1 a Castiadas. Sambaldi sulla sinistra, palla in mezzo per Carrillo, ad un passo dal 2-1 il Friuli Venezia Giulia. Che occasione questa ancora per Pietro Carrillo, ultima preghiera con Polla, il colpo di testa, palla per Zucca, uno sguardo al cronometro, è finita, la Sardegna è in semifinale, pareggia a Castiadas contro il Friuli Venezia Giulia, bastava un punto, il punto è arrivato.